La città è accessibile? Una bandiera lo segnalerà. Come alle spiagge più pulite viene assegnata la bandiera blu, i comuni che abbattono le barriere architettoniche ottengono la bandiera lilla. Il progetto è nato nel 2012 con l'obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei comuni e presto anche gli operatori privati che prestano una particolare attenzione a questo target turistico. Il progetto è stato accolto con interesse al momento dalla Regione Liguria. In Veneto, ad ottenere la bandiera lilla è Auronzo di Cadore. Stop! C'è ancora molto da fare nella regione più turistica d'Italia. Io mi ritrovo a portare in giro una zia anziana in sedia a rotelle e devo dire che fatico molto. Un'altra cosa importante, gli autobus nostri non sono assolutamente attrezzati. Quando sono attrezzati non funzionano le pedane. Città più o meno moderne, dipende sempre da un po' l'ambiente, l'ambito e il tipo di città. La sensibilità comunque secondo te adesso c'è, si sta attenti a queste cose? No. No, è aumentata, dai. Quando andavo a scuola io c'era il tram che non c'aveva neanche la pedana per gli handicappati. Il sogno di Beatrice è quello di vedere l'intero stivale colorato di lilla. Il progetto di Rete Veneta è di far sì che ciò avvenga in maniera coordinata, con una regia centrale. Penso ce ne siano ancora abbastanza, tutto sommato. Soprattutto nel privato o anche nel pubblico? E direi anche nel pubblico soprattutto. Capita spesso di dover stare magari di più nei locali privati che in quelli pubblici. La bandierina tenta di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, operando sia una funzione sociale sia di rilancio dell'economia delle nostre città.